Sergio Silva, la partita è cambiata nella ripresa, alla fine 8-1 anche largo contro il Novara, in una settimana dove insomma le strade tra Silva e il Follonica poi si chiuderanno a fine anno. Sì, penso che il risultato dice tutto di quello che abbiamo fatto, che il primo tempo, anche se era solo 1-0, penso che abbiamo fatto tanto perché il risultato non fosse quello. Abbiamo concesso pochissimo, abbiamo commesso pochi errori, cosa che non è normale. Quindi i ragazzi penso che hanno fatto una buona prestazione, perché sennò contro una squadra che alla fine ha qualità, sa cosa fa in pista, non è facile arrivare a questo risultato. Quanto al resto, penso che è il momento giusto. 6 anni sono stati 6 anni che non hanno ancora finito, quindi penso che abbiamo ancora qualcosa da fare, ma difficili con tante cose positive. Penso che il momento sia per me che per la società di mettere sangue nuovo e diverso, e io di prendere altri obiettivi e cambiare un po' aria, perché penso sia giusto così. Quindi sono molto sereno, ho dato sempre tutto quello che potevo in questi 5 anni e mezzo, quasi 6, quello che farò fino a giugno, e poi sarò sempre uno di Follonica, perché Follonica era casa e continuerà ad esserlo. Volevo solo dire e ringraziare Fabio, che ha cercato di aiutare il gruppo. Bell'anno, esatto, nella mia assenza, e quindi colgo l'occasione per ringraziarlo di averci dato una mano, quando gli è stato chiesto.